è da un po' che non ci vediamo in questo studio. Sì. So che sei molto cambiata, molto maturata in questi anni, anche sia dal punto di vista personale che dal punto di vista musicale. Sì, diciamo che la vita ti mette a dura prova, quindi a un certo punto devi crescere per forza. E quindi maturi e diventi anche più grande e più donna, con più consapevolezza. Tu stai vivendo un momento un po' così, oggi ne parleremo, è un tema che ti accomuna tante donne che sono Tantissime. passate dalla tua stessa situazione. Ma cominciamo così con un regalo per te. Bellissimo, grazie. Andiamo con ordine, perché appunto tu nel 2015 hai dovuto rimandare un tour perché ti sei dovuto operare d'urgenza al cuore. Sì, è stata una cosa improvvisa e inaspettata. Ho rimandato il tour, mi hanno operata d'urgenza e insomma mi sono poi ripresa. Diciamo, l'operazione al cuore è sempre un po' psicologicamente devastante perché senti che un po' un peso sul cuore, no? Qualcuno che arriva fino al tuo cuore, ti tocca il cuore, è una cosa non da poco. Ma tu eri sempre stata bene, non avevi mai avuto problemi? Mai avuto problemi, no. Poi durante Sanremo, i giorni di Sanremo, non so, mi svegliavo tipo alle 4 del mattino con tachicardia, aritmie, quindi insomma tutti mi dicevano, può essere magari un po' di stress, ansia di Sanremo, del festival, però io sentivo dentro di me che c'era qualcosa che non andava. Poi quando ho fatto dei controlli più approfonditi mi hanno operata d'urgenza. E oggi stai bene, non c'è niente? Sì, oggi sto molto bene, faccio i miei controlli come è giusto che sia ogni anno e sto benissimo, sì. E il cuore ti ha fatto penare in tutti i sensi, non solo fisicamente ma anche proprio dal punto di vista sentimentale. Sì, poi sono una romanticona. In realtà io sono cresciuta con i miei genitori, vedendo i miei genitori, per me sono un esempio molto importante d'amore, no? E quindi mi hanno insegnato sempre a crederci nell'amore vero. E io per 35 anni ho sempre visto loro, quindi grazie a loro sicuramente che io ho questo bisogno e voglia di amare. Vorresti ripetere quello che stanno facendo loro? Sarebbe bello. Non è facile perché sono cambiate un po' le cose, i tempi sono un po' cambiati, adesso è tutto molto più veloce, più frettoloso, si ha un po' tutto, c'è poca pazienza e poca sopportazione. Invece i miei genitori vedo che hanno proprio questa voglia di stare uniti e di affrontare proprio il mondo e la vita insieme, ed è una cosa veramente bella. Però da 2 anni e mezzo c'è qualcuno e si chiama Stefano. C'è lui. È arrivato questo vulcano nella mia vita, è veramente un tornado di forti emozioni che non mi aspettavo, perché devo dirti che stavo passando un periodo felice della mia vita perché avevo trovato un equilibrio stando da sola, no? Perché quando poi ti rendi conto che passi tante magari cose, anche delusioni d'amore che succedono ovviamente a tutte le donne, poi però inizi a volerti bene e a scoprirti come donna interiormente. Ti vuoi bene e passi anche del tempo, ti dedichi del tempo. Quindi non ti aspetteresti mai che, insomma, poi arriva veramente di nuovo quell'amore forte, no? E così è successo. E tu pensavi che fosse uno scherzo delle iene, perché lui è una iena. Sì, no, perché in realtà è una persona molto determinata, quando vuole una cosa la ottiene e quindi diciamo che a un certo punto non mi ha bussato alla porta, cioè è proprio entrato, capito, diretto, con forza, e devo dire che ha rapito il mio cuore. È stato, diciamo, quasi un colpo di fulmine. Ma io ero un po' sulle mie, avevo un po' un muro davanti, no? Ero un po' bloccata, sono sincera. E lui è stato molto bravo, mi ha conquistato veramente come un gran signore, sì. E siete andati a vivere insieme subito, quindi Subito, diciamo che... abbiamo fatto tutto subito, sì. È stato veramente molto veloce, una passione molto travolgente. E lui è già papà. Sì. Ha già un figlio. Sì, è papà di Gabriele, un ragazzo stupendo, veramente meraviglioso. L'hai conosciuto, quindi già Sì, ti ha introdotto anche, diciamo, in una
nel suo essere genitore. Sì, sì, e devo dire che Stefano non te lo aspetteresti perché è una persona molto, si prende in giro, molto divertente, scherza sempre, e quindi non ti aspetteresti questo suo lato di papà, no? Di genitore così protettivo. E devo dirti che quando lo vedo con suo figlio mi si stringe il cuore perché è proprio tenero, cambia tantissimo. Eri preoccupata di non essere accettata? No, no perché a me piacciono da morire i bambini, cioè mi trovo, cioè so stare al mio posto e mi piace proprio l'idea della famiglia allargata, mi piace. E poi insieme è nata l'idea, appunto, anche il desiderio di crearne una vostra di famiglia. Sì, sì, io l'ho sempre avuto. Con lui è stata una cosa molto spontanea, non programmata, ma veramente dopo pochissimi mesi abbiamo iniziato a cercarlo. È stata veramente una cosa sentita fortemente. E poi come sono andate le cose? Perché non arrivava. E poi non arrivava, no, passavano i mesi, e quindi passavano i mesi, sì, e non... E, sai, per una donna è un po', penso sia un po' diverso, no, rispetto all'uomo, perché la donna ogni mese, poi a un certo punto ti arriva il ciclo e quindi vedere che ogni mese poi ti arriva il ciclo è un po', sai, i primi mesi ok, passano, però poi inizi un po' a concentrarti su quell'aspetto e ci rimani male, inizi a rimanerci un po' male, a pensarci e quindi la testa inizia a viaggiare, dici ma c'è magari qualcosa che non va, non so, un campanello d'allarme, ecco. Però poi passa il tempo, passa anche un anno, più di un anno e a un certo punto ovviamente hai bisogno di fare dei controlli per forza perché è così. E, dai controlli, insomma, capiamo che forse è il caso magari di avere un aiuto esterno. Grazie a Dio, per fortuna la tecnologia ci aiuta tantissimo e ci salva. E così è stato, abbiamo iniziato un percorso di fecondazione assistita con dei dottori meravigliosi davvero, che ringrazio tantissimo. E, e devo dirti che, a parte la procedura, il percorso che è comunque molto intenso, molto pesante, e se ne parla molto poco, no, di questo, perché in realtà una donna è molto provata, perché sai, inizi con punture in pancia che durano diversi giorni, insomma poi passa un mese e mezzo, poi io ho avuto la fortuna che è andato subito bene la prima volta, però per molte donne non è così, per molte donne poi insomma passa il tempo e devono riprovarci. E quindi niente, c'è stata la felicità immensa di vedere il test positivo. E lì ti sentivi invincibile. Sì, ti senti invincibile, ti senti immediatamente mamma, senti qualcosa di forte dentro di te. E non penseresti mai che ti possa succedere qualcosa di brutto. Non lo pensi minimamente perché sei così felice e tutte le cose intorno a te cambiano completamente e pensi soltanto a come fare per star bene, far star bene, insomma, quindi cambia tutto e non ti senti per niente debole in qualche modo, no? Ti senti fortissimo. E invece poi all'improvviso è successo. Durante una visita. Sì, era l'ultima visita, diciamo, ecografia
per uscire insomma dai mesi di rischio, no? E quindi eravamo lì per dirlo, per dire di questa cosa meravigliosa che si è trasformata inizialmente ovviamente in tragedia, perché è una cosa che ti... Perdonami Silvia, sono molto... No, lo È so. difficile parlarne. Cambia tutto, quello che ti eri immaginata. Sì. Ok. Prenditi il tuo tempo, tranquilla. Cambia tutto e immediatamente ti senti in colpa. Ti senti in colpa di un qualcosa che in realtà non hai colpe di quello che è successo. E fai fatica proprio ad essere lucida e a capire. Dici, magari ho fatto qualcosa che non andava bene, è successo qualcosa, ho sbagliato, ho fatto un movimento, non so, qualsiasi cosa veramente pensi in quel momento. Ma in realtà poi ti rendi conto, mi rendo conto ora, di non aver nessuna colpa. Mi sono sentita a un certo punto di raccontarlo perché avevo bisogno di sfogarmi, di levare questo dolore, questa rabbia che avevo dentro. E mi sono resa conto che non sono sola, perché ci sono veramente tantissime donne, ma tante, Silvia, cioè, che vivono questa sofferenza e si sentono tutte in colpa, come mi sono sentita io inizialmente. E leggendo i loro messaggi, un'infinità di messaggi, mi hanno dato tanta forza. Loro non immaginano neanche quanta forza mi abbiano dato. Vorrei dare a loro coraggio, perché comunque, come loro hanno dato a me, perché la speranza e il desiderio è molto più forte di quello che della tristezza che si vive, della paura, del disagio, di tante cose. Credo sia una prova che la vita ti mette davanti che è fortissima. E solo noi possiamo rialzarci e rimetterci in piedi e andare avanti. Per forza. Stefano come ha reagito? Stefano è una persona molto forte, mi ha dato tantissima forza e coraggio, mi è stato molto vicino, però è una persona anche che si tiene tutto molto dentro, fa fatica a esternare le sue emozioni, i suoi sentimenti. E io inizialmente facevo fatica a dargli forza e questa cosa mi dispiace tantissimo. Mi dispiace perché avrei voluto anche io fargli sentire la mia presenza, la mia forza, ma non è stato così. Anche perché comunque ho dovuto affrontare un intervento, no, chirurgico, quindi ero anche debilitata parecchio. Adesso sicuramente posso dirti che, ora che sono più lucida, posso dirti che lo stimo tantissimo e ammiro e sono felice di come
mi ha fatto sentire, perché mi ha fatto sentire proprio una donna amata, protetta, e mi ha dato molta serenità. Questo è importante. È molto importante per una donna, sì. Perché spesso queste cose uniscono ancora di più o possono anche dividere. Sì, sì. Abbiamo ovviamente dei momenti, non lo nego, dei momenti di difficoltà molto difficili perché comunque abbiamo il nostro carattere, lui è molto chiuso, io vorrei che si aprisse di più. Insomma, non è facile. Però sicuramente ci ha unito fortemente, tantissimo, sì. E abbiamo voglia di andare avanti perché in noi è vivo il sogno di poter diventare, insomma, genitori, assolutamente. E sicuramente avverrà per forza, assolutamente. E poi magari c'è anche un matrimonio, perché so che hai preso un bouquet a un matrimonio, o sbaglio? Ma guarda Silvia, io non volevo prenderlo questo bouquet, eravamo un matrimonio di un mio carissimo amico e lui mi ha detto dai vai buttati, fai. Io no, ma figurati, poi io sono una tappettina, erano tutte altissime, quindi mi sono messa anche in doppia fila, in seconda fila e credimi, mi è arrivato sto bouquet qui, in fronte. Ho detto no, adesso entro l'anno ci dobbiamo sposare, per forza. È un segno, è un segno. E poi nel 2022 per i tuoi fan c'è una super sorpresa perché dopo ben 6 anni esci con un album. Dopo 6 anni di silenzio, Bianca, ritorni. Questa è la soddisfazione più grande per me perché insomma ci è voluto un bel po' di tempo, però ora devo dirti che durante il lockdown ho scritto delle canzoni che mi appartengono tanto e fanno proprio parte di me e del mio cambiamento. E quindi non vedo l'ora veramente nel 2022 di far sentire a tutte le persone che mi sostengono delle canzoni nuove. Allora noi ti auguriamo, ti auguro davvero che tutti i tuoi sogni si realizzino e tanta serenità, felicità, un abbraccio anche al tuo fidanzato. Grazie. E mi raccomando, stai forte, che tutto andrà benissimo. Grazie di cuore, davvero. Bianca Azzei, grazie mille.